Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con una tragica notizia. È morto Mauro Bregolato, 58 anni, rimasto vittima di un incidente a Indunurona davanti alla sua officina di gommista. Bregolato era ricoverato in gravissime condizioni dalla sera dell'11 gennaio quando era stato investito da un'auto. Era molto conosciuto per la sua attività e anche per i suoi trascorsi da pilota di rally. Ulteriori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it e sul giornale in edicola domani. E spostiamoci adesso a Gallarate, un arresto e 2 denunce per il crack di un'agenzia di viaggi che lasciava a piedi i clienti tenendosi la caparra. Questo almeno è quanto ha accertato la Guardia di Finanza. Ci racconta tutto Marta Elli. Svolta nel caso dell'agenzia di viaggi gallaratese S-Vacation. L'indagine della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese ha portato all'arresto dell'amministratore e alla denuncia dei 2 rappresentanti legali. Clienti lasciati a piedi prima di partire per le vacanze con caparra persa o mandati in strutture che non valevano i soldi pagati. Il tutto aveva avuto inizio con le segnalazioni da parte di numerosi cittadini di irregolarità riguardo l'acquisto e la fruizione di pacchetti viaggio. 1350 clienti sentiti, la stragrande maggioranza riferiva di aver subito lo stesso modus operandi. L'attività delle Fiamme Gialle si è concentrata sulla gestione societaria dell'agenzia di viaggi mediante l'analisi dei conti correnti, delle segnalazioni per operazioni sospette trasmesse dagli istituti bancari, arrivando a far emergere i fatti che hanno portato al dissesto. Con i soldi distratti, l'amministratore arrestato aveva goduto di una lussuosa multiproprietà a Rapallo. Per il momento sono stati risarciti oltre 400 clienti per un importo superiore ai 650.000 euro. Grande paura questa mattina in autostrada a Besnate, dove un camion è stato divorato dalle fiamme. Il servizio della redazione. Camion in fiamme questa mattina in autostrada sulla diramazione Gallarate-Gattico all'altezza dell'uscita di Besnate. Il mezzo pesante ha preso fuoco sulla carreggiata in direzione A26. Sul posto i vigili del fuoco. Subito si sono formate lunghe code anche perché parte della carreggiata è stata chiusa al traffico. In pratica, per consentire l'intervento e le operazioni dei vigili del fuoco è stata lasciata aperta una sola corsia. Venivano segnalate code ancora in tarda mattinata, incolonnamenti anche in direzione opposta nella prima parte del mattino. Non si registrano feriti. Un uomo trovato morto in uno stabile in disuso alla stazione di Varese. Il cadavere è stato scoperto ieri sera. Sentiamo il servizio di Marco Croci, le immagini sono di Angelo Pulicelli. È stato identificato l'uomo di 40 anni trovato senza vita nella serata di ieri a Varese, in uno stabile di Fortuna in piazzale Trieste, accanto allo scalo Trenitalia. Si tratta di un cittadino della Repubblica Dominicana, in Italia da anni con regolare permesso di soggiorno. Senza fissa dimora, era noto alle forze dell'ordine perché spesso gravitava tra Piazza Repubblica e la zona delle stazioni, appunto. L'allarme è scattato ieri sera. Pare che alcuni conoscenti abbiano notato l'uomo immobile a terra. Forze dell'ordine e soccorritori sono entrati nella struttura, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. In questi giorni le temperature si sono abbassate e in particolare le notti sono molto rigide, ma le cause della morte devono ancora essere stabilite con certezza. E restiamo a Varese, 2 nuovi magistrati in servizio da oggi al Tribunale di Piazza Calciatori delle Alpi. Il servizio di Massimiliano Martini. In tribunale e in procura sono arrivati i rinforzi. A 4 giorni dall'insediamento del nuovo procuratore della Repubblica di Varese, Antonio Augusto Pani, oggi hanno preso possesso del loro ufficio con una breve cerimonia di giuramento a Palazzo di Giustizia 2 nuovi magistrati. Si tratta di 2 donne, entrambe giovanissime di prima nomina dopo aver superato il concorso e aver svolto il tirocinio a Milano. Maria Claudia Contini, 30 anni da Verbania, dove aveva effettuato anche la pratica forense per poi iscriversi all'ordine degli avvocati, è stata nominata sostituto procuratore. Chiara Pannone, 32 anni di Verona, è invece nuovo giudice della sezione penale. A dar loro il benvenuto i colleghi di procura e tribunale, ma anche gli avvocati di ordine e camera penale. Tanti i falò in questi giorni in provincia di Varese per Sant'Antonio, ma ce n'è uno a Cerro Maggiore che non si è acceso. Vediamo perché nel servizio di Luigi Crespi.
Grande delusione nella piccola frazione di Cantalupo di Cerro Maggiore per l'annullamento del falò di Sant'Antonio. Il rogo propiziatorio dedicato al santo era in programma sabato scorso nell'area verde di via Risorgimento, ma non è stato possibile svolgerlo. Il punto è che qualcuno aveva presentato un esposto anonimo e così i carabinieri forestali di Garbagnate Milanese erano arrivati nella frazione e ispezionato la catasta che era già stata preparata per il rogo, avevano rilevato l'utilizzo di materiali non idonei a un fuoco all'aperto, bloccando quindi sia il falò sia la manifestazione che avrebbe dovuto accompagnarlo. Grande delusione da parte dei volontari del Circolo Culturale Il Campanile che quest'anno sono stati quindi costretti a privare il paese del tradizionale appuntamento. E ora la pagina sportiva, partendo dal basket, Varese sconfitta dalla Virtus Bologna, è il secondo KO di fila per Varese in casa. Ascoltiamo l'analisi di Giuseppe Sciascia, le immagini sono di Agenzia Blitz. Invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Varese gioca una prestazione difensiva eccellente contro la Virtus Bologna, ma in attacco produce troppo poco per scalfire la superiorità fisica della corazzata Segafredo. Minimo stagionale, 69 punti realizzati domenica 21 gennaio dalla formazione di Tom Bialazeschi contro la truppa di Luca Banchi, perfetta nel togliere il ritmo e le esecuzioni dinamiche in contropiede alla compagine biancorossa a dispetto dell'ennesimo tutto esaurito, il quarto consecutivo nonostante il divieto di trasferta per i tifosi di Bologna. Varese ha giocato una partita gagliarda, è rimasta in partita fino al minuto numero 37, ma ha prodotto troppo poco in attacco, in particolare nel secondo tempo, soltanto 18 punti negli ultimi 15 minuti dopo aver raggiunto la parità a quota 51. E un letale Bellinelli insieme al totem Zidic di 215 cm l'hanno punita per la seconda sconfitta consecutiva che non cambia le sue prospettive salvezza. Di altro umore passiamo al calcio, la Pro Patria che ieri ha centrato un'importante vittoria in trasferta. Sentiamo il commento dell'allenatore Riccardo Colombo. L'atteggiamento dei ragazzi è stato perfetto, abbiamo sofferto alla fine sicuramente, però anche nella sofferenza siamo stati bravi, uniti tutti insieme, quando sbagliava uno c'era l'altro e questo mi fa molto contento. Sì, Davide adesso ha ritrovato un po' di fiducia che gli era mancata in un periodo della fine dell'anno scorso solare. Adesso ha ritrovato fiducia, ha ritrovato entusiasmo, ha fatto un bel gol anche oggi, siamo molto contenti lui deve essere questo, deve essere tranquillo, deve giocare con la squadra, deve giocare per la squadra e poi le occasioni, quando gli capitano le occasioni lui in area è molto bravo, quindi deve solo rimanere tranquillo, deve continuare così, deve lavorare in allenamento come sta facendo perché solo quella lo porta a fare i gol alla domenica. Ora da Marta Elli le anticipazioni sulle notizie e gli approfondimenti che troverete sul giornale in edicola domani. Tanti fatti di cronaca e approfondimenti sulla prealpina domani in edicola. Partiamo da Varese dove sono in corso i rilievi sul corpo senza vita del dominicano trovato in uno stabile di Fortuna in piazzale Trieste. Legato a questa notizia un focus sulla gestione dell'emergenza senza tetto in città nel periodo in cui le temperature mettono alla prova chi è costretto a passare le notti in strada. E poi a Gallarate con il crack dell'agenzia viaggi S Vacation un arresto e 2 denunce all'esito dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Varese. A Legnano il caso delle ladre bambine segnalate da alcuni condomini prese in carico dai carabinieri, le autorità non hanno potuto fare altro che passare il caso agli assistenti sociali. Sulle strade di Busto Arsizio ogni giorno 2 incidenti. A pagina 21 del quotidiano un report sulle tipologie e le conseguenze dei sinistri nel 2023 e infine il consueto e ampio spazio dedicato allo sport. Ringraziamo la collega Marta Elli, il notiziario si chiude qui, vi diamo appuntamento al TG di domani sempre alle ore 19.